E allora, eccoci qua, tornati in studio TV7 Match, vi presento subito gli ospiti che ci faranno compagnia in quest'ultima parte della trasmissione. Abbiamo Modesto Lazzarin, buonasera, della Lega, buonasera, sindaco di Terrassa Padovana, giusto? Esatto. Grazie di essere qua, al suo fianco abbiamo Stefano Fracasso, buonasera, consigliere regionale del Partito Democratico a Palazzo Ferrofini, buonasera, grazie anche a lei. L'onorevole Marco Marina, buonasera Marina, parlamentare di Forza Italia. Abbiamo Simonetta Rubinato di Veneto Vivo. Buonasera. Buonasera anche a lei. Allora, durante la pubblicità, Ermanno, abbiamo parlato un attimo delle Olimpiadi, no? Di questa candidatura. I nostri ospiti hanno seguito la telefonata con il sindaco, no? E allora io, magari brevemente, però mi piacerebbe avere una vostra opinione su quella che è la candidatura di Cortina. Inizierei da Marco Marini che, insomma, ricordiamo ai telespettatori, chi non lo dovesse conoscere, è un olimpionico della scherma e quindi, insomma, sicuramente conosce bene l'ambiente. Io penso che Cortina sia sicuramente una candidatura molto autorevole, sia per il richiamo del nome della nostra, dico nostra perché siamo veneti, la nostra stazione sciistica Ampezzana, e sia perché sono certo che la regione Cortina, la regione e il sistema Veneto abbiano pensato di presentare un progetto sicuramente importante. Dopodiché bisogna dire che questa è una gara mondiale, alle volte addirittura continentale, nel senso che se 4 anni prima l'hanno fatta negli Stati Uniti, in America, concorrono, la volta dopo va o all'Asia o all'Europa e viceversa naturalmente. Quindi qualunque sia la candidatura italiana, perché ricordiamo che sono tre città a Torino, sì, certo. Io direi che Torino le ha fatta 20 anni fa, ha organizzato 20 anni fa le Olimpiadi, quindi mi pare che sia un po' più difficile dopo 20 anni, non ho ricordi in questo senso, mi pare solo Los Angeles per le Olimpiadi estive, a breve ricandidata, ecco. Poi c'è Milano con il sistema lombardo e Cortina con il sistema veneto. Sicuramente è una candidatura autorevole e l'Italia rischia di pagare la bocciatura della politica per quanto riguarda le Olimpiadi di Roma, perché il CIO poi usa i suoi criteri e mi permetto anche di dire che purtroppo le ultime volte, non so se sarà una forza o una debolezza, nelle ultime volte la sede delle Olimpiadi estive non è mai stata in un comune di montagna. Io mi auguro che questa invernali, possa rappresentare un'inversione di tendenza, insomma, aspettiamo, certo. Intanto l'Italia deve candidare una sola, deve spuntarla. Aspettiamo di vedere che succederà. E infatti Simonetta Rubinato, è una questione politica la scelta qua in Italia? Cioè quanto peserà? Allora, sicuramente c'è una discussione che è anche politica, ma come diceva prima l'onorevole Marin, in questo caso rischia di essere una discussione politica molto provinciale. E quindi il tema è che bisogna presentarsi forti con le candidature, quindi noi possiamo soltanto sperare che la politica non faccia danni e che la candidatura, il progetto che si sta costruendo intorno a Cortina sia un progetto davvero forte. Questo è quello che possiamo sperare e tifare. Posso dire, ha ragione, no scusa perché l'ambiente olimpico un po' ha fatto in piedi. 10 secondi. Il tema è proprio questo, la politica in questo caso deve applicare più di sussidiarietà, aiutare, non deve diventare protagonista di una candidatura del mondo dello sport italiano, che è molto autorevole al mondo. Certo, Stefano Fracasso, lei come vede questa candidatura di Cortina? Beh, ovviamente facciamo il tifo per Cortina, per il Veneto, per le Dolomiti, che poi sarebbero il simbolo a questo patrimonio dell'umanità. Mi pare una questione di sistema paese, cioè capire se in Italia si riesce a comporre e a mettere insieme tanti soggetti, tanta forza, tanta passione e anche tanta professionalità, perché credo che organizzare un'Olimpiadi non sia uno scherzo e si eviti appunto un dibattito che potrebbe solo che danneggiare una qualsiasi candidatura italiana. Certo, certo. Chiudiamo il giro con Modesto Lazzarina. Beh, lei sicuramente appoggia questa candidatura veneta. Chiaramente sì, cercheremo di tifare il più possibile, perché al momento, almeno per la mia posizione, quello che posso fare è questo, perché appunto prima ne parlavamo con gli altri ospiti, sarebbe chiaramente un momento di pregio per la nostra regione intera, anche se magari limitata alla parte dolomitica, ma chiaramente appunto l'indotto che può portare una competizione come le Olimpiadi invernali ne usufruisce una buona parte di anche altre strutture,
e quindi appunto tifiamo per Cortina. Vedi che tutte le forze politiche l'abbiano allo stesso modo, tifano Cortina, sarebbe bello. Certo, ma noi infatti abbiamo già dedicato una trasmissione e dedicheremo degli altri. Ermanno è una candidatura però che divide invece politicamente. Abbiamo Torino col Movimento 5 Stelle, Milano col PD e la Lega e il Veneto la Lega. Insomma è una candidatura che insomma, rischia di far, come dire, creare dei malumori. Ma non vedo che malumori possano, non vedo un'Olimpiade a Milano, a meno che non usino lo spazio dell'Expo per recuperare, non so, i danni che hanno fatto. A Torino mi pare che quello che hanno costruito è mezzo crollato, devono ricostruirlo per fare un'Olimpiade, ma Torino non è una città olimpionica, direi che se lo fanno in un sito di montagna storicamente e così, che ha un'immagine a livello mondiale, è Cortina e Cortina rimane, insomma, cioè, non è che ci vuole tanto buonsenso. Poi gli intrighi politici non me ne intendo, non riesco a capire quale discussione ci può essere su questo fatto di se farlo in centro, facciamolo a Palermo, no? Perlomeno andiamo al caldo e poi, oppure lo facciamo negli Emirati Arabi, non ci sono i grattacieli con la pista da sci, no? Ecco, facciamolo là così siamo a posto. Cioè, sono discussioni tipicamente italiane che le abbiamo fatte anche prima sui migranti, no? Chi guadagna questi migranti che hanno la colpa di venire a cercare un posto per stare un po' meglio? Chi è che ci guadagna? Le onlus, una montagna di soldi, e l'accoglienza a 35 euro al giorno, va bene, se sono persone normali, se sono bambini 42-45 euro, allora l'immigrante si mangia la pasta asciutta al giorno e non vede mica altro, per cui queste sono discussioni tipicamente italiane. Ha ragione, posso aggiungere una cosa solo in 20 secondi? No, perché forse non si sa com'è il meccanismo. Allora si candida al comune, quindi chi rappresenta tutto è il sindaco, in questo caso di Cortina piuttosto che di Milano, piuttosto che non esistono le candidature diffuse, primo. Secondo, il governo subentra solo perché quando viene mandata la candidatura al CIO deve essere firmata dal Presidente del Comitato Olimpico Nazionale e dal Presidente del Consiglio, che deve garantire una serie di investimenti, perché fare le Olimpiadi il CIO ti dà tanti soldi e poi deve garantirti lo Stato. È solo in quello che deve entrare che dovrebbe entrare il governo, quindi la discussione politica ha perfettamente ragione, dovrebbe non centrarci. Certo. E invece adesso parliamo di politica, di quello che è successo in questi ultimi mesi, dal 4 marzo fino alla settimana scorsa, dunque alla fine ai ballottaggi delle amministrative, un voto che possiamo dire ha segnato pesantemente alcuni partiti. Inizierei da Simonetta Rubinato. Perché? Perché il punto è che questi partiti, qui vediamo Toti di Forza Italia, ma sicuramente anche il PD, insomma, sono finite le ideologie e come dire, e vincono i partiti che vengono definiti populisti, è così? Allora, io ricordo che quando ho partecipato alla fondazione del Partito Democratico, uno degli indirizzi fondamentali delle ragioni fondative era che bisognava superare i conservatorismi della destra e della sinistra del Novecento. Bisognava prendere atto di essere entrati in un nuovo mondo in cui i valori sono importantissimi, però, come dire, gli strumenti per la lettura dei problemi e la risposta ai bisogni nuovi degli uomini e delle donne in questo nuovo secolo dovevano essere completamente diversi. Le categorie erano completamente cambiate. Chi è oggi più debole tra un lavoratore magari dipendente a tempo indeterminato, che era considerato il soggetto debole nel secolo scorso, e piuttosto un lavoratore autonomo con una semplice partita IVA che non ha alcuna forma di protezione dagli infortuni, piuttosto che se donna della maternità. Quindi le categorie sono completamente cambiate. La crisi finanziaria ha complicato ancora di più le cose, si sono amplificate le disuguaglianze nell'epoca della globalizzazione, soprattutto nei paesi e nelle democrazie occidentali.
dove la democrazia liberale vive del consenso dei cittadini alle istituzioni e quindi la crisi è molto politica, è qui da noi, è in mezzo a noi, è in Europa più che in altri paesi. E quindi bisogna completamente attrezzarsi per navigare in questo mare che ha anche molte incognite davanti a noi, molte opportunità, ma anche molte incognite. E purtroppo molti partiti tradizionali sono invece restati ancorati a una visione, una lettura semplicistica oggi del passato, con strumenti e un armamentario che non è più applicabile oggi, anzi a volte applicare alcune regole del passato rischiano di creare maggiori disuguaglianze e maggiori differenze. E bisogna avere coraggio di navigare in questo mare. Citerei quasi quasi l'ex già presidente della Repubblica Cecoslovacca, Havel, il quale diceva negli anni '80, parlava di antipolitica, ma non nel senso in cui se ne parla oggi, come antipolitica nel senso di politica contro le istituzioni e i partiti tradizionali. Parlava di antipolitica già allora contro quella che era la politica degli apparati, dello Stato come apparato, per riportare la politica nel mondo naturale, cioè in mezzo agli uomini e alle donne, alle loro fatiche, alle loro paure, per provare a dare delle risposte. Io credo che sia questo oggi il tema che bisogna affrontare. Per cui sì, populismi, c'è chi lo usa in modo spregiativo, chi dice sono orgoglioso di essere un populista. Il tema è che i populismi possono anche diventare pericolosi se al populismo si risponde solo con promesse, con l'illusione di ricette facili che poi però non portano neppure quelle le risposte di cui la gente ha bisogno. Certo. Scusi, ma io non ho capito cosa vuol dire populismo. Se qualcuno me lo vuole spiegare, io sono disponibile ad ascoltare, perché se vogliamo andare a vedere degli esempi di populismo, nei 70 anni dalla fine della guerra a oggi ne abbiamo visto una montagna. Non riesco a distinguere il populismo che si dice adesso dal populismo di qualche anno fa o di qualche decennio fa. Non era populismo quello di mandare in pensione anticipata dopo 11 anni tutte le persone? Giusto. E non era populismo comprare gli F-35 quando non abbiamo i soldi per pagarli e il governo precedente ne ha comprati 8? Sì. Ma nessuno l'ha detto. Ma infatti è una discussione molto sterile. Nessuno l'ha detto, non ci sono soldi, no. Abbiamo comprato degli aerei che non volano. Non è populismo questo? Infatti, allora, siccome io ogni mattina, mezzogiorno, sera, guardo la televisione quando ho un attimo di tempo e sento tutte queste discussioni, non riesco a capire il termine populismo. Se volete spiegarmelo voi, mi fate una cortesia. Fracasso vuol dire qualcosa? No, non uso. Ma ritiene che questo governo sia populista più degli altri? Ritengo che questo governo, che è nato da un'elezione che non lo prevedeva, perché chi ha votato la Lega non pensava di votare per un governo giallo-verde, né chi ha votato per i 5 Stelle per un governo giallo-verde, ma fa niente, i governi si formano in Parlamento, in Italia, che ha una proposta politica che è stata premiata dalla maggioranza degli elettori, punto. Non è una questione se quanto sia populista, tanto po'. Quindi alle elezioni si misurano le proposte politiche, le leadership, si misurano... Quindi diremmo dopo, alla fine di questo governo, se è stato populista, ma non prima. Certo, ma anche quello non avrà tanto senso dirlo dopo, lo diranno gli elettori sulla base della capacità di mantenere le tante promesse che hanno fatto, secondo me troppe, ma vabbè, questo è ovviamente il mio punto di vista. C'è stato anche un contratto con gli italiani da parte di Berlusconi. Ah sì, ma ne abbiamo visti più populista tanti, di quello. Voglio dire, ma adesso, guarda, fra qualche mese presenteranno la legge di bilancio. E allora vedremo l'elenco, faremo la radiografia dei populisti. Bene. E invece, Fracasso, nel PD cosa succede adesso? Nel PD succede che il sabato prossimo è convocata l'Assemblea Nazionale, io mi auguro che finalmente l'Assemblea, che è l'organo sovrano del partito, possa eleggere un segretario, perché non possiamo rimanere con un reggente,
cioè con una Quindi persona che è lì perché non c'è il segretario. Non c'è più l'elezione come è stato con Renzi? Cioè la gente non va più a votare, votate direttamente nel partito? No, ho detto questo, ho detto che l'Assemblea elegge il segretario. Quando si aprirà il congresso ci saranno le primarie, come è sempre stato, ma io ritengo che non sia opportuno aprire un congresso al 7 di luglio e quindi... Ma neanche le primarie adesso? Ma nemmeno le primarie al 14 di luglio, voglio dire. Io preferirei che l'Assemblea individuasse un segretario che porta il partito al congresso quest'autunno, insomma, con un po' di... Bisogna che ci prendiamo, lo dico per il PD ovviamente, un po' di tempo per capire bene le ragioni della sconfitta e anche per mettere a fuoco una nuova proposta politica che sia alternativa a quella che è stata messa in campo da chi sta oggi al governo e che possa interpretare le nuove domande che vengono dalla società. Questo è il problema del PD, non è tanto quello di cambiare il brand, è che le domande della società di oggi sono diverse da quelle della società di ieri. È uscito dal governo il PD, non si era accorto prima di questo fatto? Perché è appena uscito, non è che... Noi siamo stati al governo anche in un momento in cui il Paese stava peggio di adesso, perché il tasso di occupazione non era quello di adesso. Forse ce ne dimentichiamo troppo in fretta. Cos'era il Paese nel 2013, in che situazione di crisi era e in che situazione è oggi? Quindi governare in quella situazione non era così semplice, Mi pare che qualche cosa abbia anche funzionato se il Paese si è rimesso in moto, quantomeno dal punto di vista economico. Certo abbiamo fatto anche degli errori, più di qualcuno, e li abbiamo anche pagati, come succede in democrazia. Però sai, ci siamo presi una responsabilità nel 2013 che di fronte subito dopo quel governo Monti che aveva, come dire, sfiorato la bancarotta del nostro paese. Marini, invece all'interno di Forza Italia cosa succede invece? Anche voi dovete interrogarvi, no? Sicuramente, ma tutti i partiti devono interrogarsi, certo non è questo dal punto di vista del consenso un momento particolarmente felice, però insomma stiamo sul dato del 4 marzo, perché poi io ai sondaggi credo, ma relativamente. Il dato del 4 marzo ha detto che c'è stata questa grande affermazione del Movimento 5 Stelle, una grande affermazione che deriva moltissimo dal sud d'Italia, dove col reddito di cittadinanza hanno vinto tutti i collegi uninominali, hanno attirato e hanno preso una percentuale molto alta. Quindi cominciamo, vuol dire che la politica è seria quando mantiene quello che promette, quello che dice in campagna elettorale. Vediamo adesso se verrà fatto lo reddito di cittadinanza, che è assistenzialismo, sicuramente assistenzialismo cronico, ma soprattutto è un fatto prima il clientelare era la politica, questo è il clientelare di Stato quasi, cioè stai a casa, ti pago, ricordati chi ti ha dato i 780 euro al mese dopo, che favorisce il lavoro nero, perché favorisce il lavoro nero e non fa ripartire l'economia e la disoccupazione non diminuirà. Quindi vediamo intanto, la madre di tutta la battaglia per loro era questa. Poi ha coinvolto sicuramente il Partito Democratico, che 2 anni fa era al 40%, faccio un'analisi più completa, diciamo, al 40% con Renzi, è andato al 18,8% dal governo e sicuramente è uscito sconfitto alle elezioni, essendo ancora in quel momento il secondo partito in termini di voti. Poi c'è stato un centrodestra in salute al 37%, noi pensavamo di fare qualcosina di più, pensavamo di fare qualcosa di più noi Forza Italia, con il 17% Lega, il 14% Forza Italia. Ora con un governo partito, l'Aquarius e questa capacità grande mediatica di Salvini di interpretare quelli che sono un po' anche i discorsi fra virgolette di pancia e aver dato finalmente una sferzata all'immigrazione, poi potremo discutere se i modi e i tempi ci andavano bene, c'è questa grande crescita della Lega e del centrodestra, bisogna vedere naturalmente se tiene, perché è partito il governo, adesso bisogna governare, insomma. Certo. Lazzarina, oggi probabilmente siete il primo partito in Italia. Stando ai sondaggi, sì, che neanche io personalmente non è che chiami molto come l'onorevole Marini, sembra di sì, ma chiaramente sembrerebbe di sì. Non è questa la motivazione eventualmente che porta la Lega al momento a gioire di questa eventuale premiership.
Per voi l'impegno adesso è completamente diverso? Chiaro, la Lega Salvini si è presa la responsabilità di formare un governo che, come giustamente è già stato sottolineato, non era previsto chiaramente all'inizio, durante la campagna elettorale e neanche nelle prime settimane dopo il risultato del 4 marzo. Ma lei personalmente come ha vissuto questo contratto di governo? Se devo parlare personalmente, sì, è stata un po' travagliata la cosa, perché ho sperato sinceramente fino all'ultimo che ci potesse essere una soluzione che portava l'intero centrodestra a presentarsi al Presidente della Repubblica con una proposta coerente col programma che avevano presentato Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e gli altri, e dopo eventualmente chiaramente sarebbero mancati sulla carta i consensi parlamentari, ma poteva eventualmente diventare, come anche questo governo ha trovato fuori dai numeri, adesso non ricordo di preciso, i deputati e senatori della Lega, i deputati e senatori del Movimento 5 Stelle non sono solo quelli che appoggiano questo governo, quantomeno nella fiducia che hanno chiesto alla presentazione. La stessa cosa si sarebbe potuta presentare appunto col centrodestra compatto. Coeso e compatto, non si è verificato, lo sappiamo ormai, più che altro per il diktat che era stato imposto dai 5 Stelle verso Forza Italia. Che avevano scritto al PD una settimana prima una lettera aperta su quella della Sera, quel signore che era alle spalle prima del conduttore, cioè Di Maio, dicendo al PD: noi vogliamo fare il governo con voi, non ci abbiamo mai pensato di farlo con la Lega, perché questa è la coerenza grillina poi. Bisogna ricordarle le cose. Quindi, per chiudere il mio intervento è su questo che purtroppo tuttora non ho la certezza che possa essere, anche se qualsiasi governo che si insedia ha l'ambizione di arrivare, se non a fine mandato, quantomeno a una serie di risultati che dopo eventualmente il fine mandato glielo consente di arrivare appunto di traino. Chiaramente le due componenti di questo governo sono andate contrapposte in una campagna elettorale, abbiamo trovato in quella settimana, 10 giorni di sfrenata intersecazione dei due programmi, una soluzione che trovato una soluzione, speriamo che possa fare del bene per il Paese. Certo. Torniamo sul PD, vorrei tornare sul PD con le parole di Martina. Ascoltiamo che cosa dice. Noi stiamo discutendo, come è giusto che sia, come riorganizzare le forze, come rilanciarci, come aprire una fase nuova, come è doveroso fare dopo la sconfitta del 4 di marzo e dopo i passaggi che abbiamo avuto. Io sono convintissimo che questo lavoro si può fare perché ci sono un sacco di energie disponibili e sarà un lavoro da fare in profondità, sarà un lavoro da fare soprattutto in un rapporto vivo, diretto con tante persone che hanno voglia di darci una mano. Dobbiamo cambiare molto di noi, però io sono convinto che c'è la possibilità di costruire un'alternativa, lo si vedrà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Credo che l'Italia abbia bisogno di un'alternativa, meriti di poter appoggiarsi a un progetto alternativo a quello che viene rappresentato oggi da un contratto capestro come quello che hanno firmato 5 Stelle e Lega. Ecco, Martina pone un quesito importante, e cioè il fatto che c'è bisogno dell'opposizione, c'è bisogno di una forza di opposizione che abbia credibilità e che abbia una sua forza. Simonetta Rubinato. Per una democrazia sana è fondamentale, l'opposizione è determinante. Per questo credo che anche l'opposizione che si sta facendo in questo momento, a parte il Partito Democratico, debba tararsi un po' di più come dire, sulle proposte alternative concrete a quelli che sono i problemi, piuttosto che a proclami così di vocazione contro il fascismo piuttosto che la xenofobia. Anche come forze di opposizione, alla fine, se non c'è il Partito Democratico,
C'è Forza Italia? C'è Forza Italia all'opposizione in modo chiaro, sta se senza ma, in modo chiaro. Certo, se arriva la flat tax, se Salvini ha la forza di portare la flat tax, noi la votiamo. Ma la flat tax, parole di Conte, non è più una priorità, è un obiettivo con 2 aliquote, quindi non c'è più la flat tax, quindi non si pone neanche il problema. Dopo arriviamo anche da lei, volevo far finire la Simonetta. No, per carità. Quindi riprendendo l'opposizione fondamentale, io incalzerei le forze che sono al governo, guardando quello che è il contratto di governo, le sfiderei appunto a dare risposte concrete al tema per esempio della povertà. Il reddito di cittadinanza è assistenzialista, ci sono le coperture o forse più ragionevolmente si può riconoscere che il lavoro fatto insufficiente nella scorsa legislatura nella parte finale, cioè il reddito di inclusione, è qualcosa che può essere a base di una copertura della povertà in Italia aggiungendo delle risorse adeguate. Io ho votato nel Parlamento della precedente legislatura il reddito di inclusione, è la prima misura universale contro la povertà che si è approvata in questo Paese, con un problema però, l'avevo anche sottolineato, copre solo con 2,7 miliardi il 40% delle famiglie che sono in situazione di povertà, quindi manca il 60% e quindi trovare le risorse per questo, per integrare l'intervento a favore della povertà assoluta, contro la povertà assoluta e insieme le risorse per far partire finalmente le politiche attive con dei progetti di formazione e di accompagnamento a reinserire le persone nel mondo del lavoro è fondamentale. Quindi credo che poi si uscirà dagli slogan, si sarà inevitabilmente costretti a uscire dagli slogan anche da parte di chi governa. Il ministro Tria sta richiamando, mi pare, un po' tutti alla ragionevolezza e alla responsabilità, trovando delle soluzioni sostenibili. Però poi bisogna anche spiegare ai cittadini perché si sono fatte delle promesse che poi magari non si sono mantenute. Però io dico, mettiamoli, devono essere messi alla prova, i cittadini li hanno voluti mettere alla prova, saranno messi alla prova, dovranno anche loro fare i conti con i vincoli che ha un paese che ha il nostro debito pubblico, i conti li abbiamo dovuti fare anche noi nel passato, ecco, però io li sfiderei a fare bene, a fare meglio, a fare di più. Per esempio un tema del nostro territorio che è quello del federalismo fiscale e dell'autonomia, io se fossi in Parlamento in questo momento, ma non ci sono, li sfiderei a fare, perché nel contratto io ho visto soltanto il tema dell'autonomia e va benissimo, ci siamo battuti in questa regione proprio per questo. Però non ho più visto la parola federalismo e tantomeno la parola federalismo fiscale, quindi vorrei vedere come si sposa la riforma della cosiddetta flat tax con un vero federalismo fiscale che responsabilizza chi spende le risorse che i contribuenti mettono a disposizione di chi governa. Quindi su questi temi io li incalzerei decisamente, non in modo puramente oppositivo, soltanto perché poi un partito non vince nella prossima tornata elettorale solo perché qualcuno ha fatto male, bisogna avere un progetto, delle idee, delle proposte forti e quindi l'opposizione si fa in questo modo, secondo me. Senatore Lamarin. Mi dica, l'argomento, non penso che sia il PD, se vuole io intervengo anche sul PD, però mi pare che ne hanno già abbastanza anche fra di loro. L'onorevole Rubinato mi pare che ha fondato un movimento, quindi se vuole un'associazione, se vuole posso dire che stimo l'onorevole Rubinato personalmente e non politicamente, politico no, però leggo Forza Italia e PD rottamati a Nazareno, se vuole intervengo sul fatto che quanto avete non abbiamo mai votato. Quanto avete pagato voi? No, noi non abbiamo fatto del Nazareno, quel famoso detto patto Nazareno. Perché Nazareno? Perché la sede del PD si trova a largo del Nazareno, solo per quello, e quindi Berlusconi andò lì a fare con Gianni Letta l'incontro, anche per Gianni Letta all'ufficio a largo del Nazareno, per quel motivo, ecco. Ma prevedeva l'accordo sulle riforme costituzionali e sulla legge elettorale. Perché? E sul Presidente della Repubblica, secondo noi, secondo Renzi no. E quello fu il punto. No, io, siccome sono uno che dice quello che pensa in modo tranquillo e sereno, non ho nemici, ho avversari politici ma non nemici, questo era quello che a noi diceva il Presidente che prevedeva. Poi se Renzi agli assemblee del PD diceva altro, ma noi non abbiamo mai votato una volta, non ci abbiamo mai pensato di votare la fiducia al governo Renzi o Gentiloni. Siccome l'onorevole Rubinato era in Parlamento, sa benissimo che non abbiamo votato mai una volta.
La battaglia sulle ONG parte da Forza Italia, quella che giustamente adesso Salvini porta avanti secondo il nostro programma di centrodestra e noi lo appoggiamo, parte da una richiesta nostra, abbiamo detto devono salire le forze dell'ordine e mettere in Senato, proprio partita dal Senato, questa volta sono alla Camera, la volta scorsa al Senato, abbiamo detto devono salire le forze dell'ordine e abbiamo trovato subito con Calderoli, Centinaio l'unità di intenti e abbiamo fatto questa battaglia, si può essere d'accordo o meno, ma non abbiamo mai votato, quindi è eccessivo, noi non siamo stati né il PD né Forza Italia rottamati, perché quando un partito prende 5 milioni di voti o 7 milioni di voti non sei rottamato naturalmente, no? Ecco. C'è un sistema tripolare, questa legge elettorale sbagliata, che io ho votato, ma mi sono battuto dentro il mio partito, mi sono battuto alla morte dentro il mio partito perché non passasse questa legge elettorale, io preferirei una legge proporzionale con le preferenze, io credo che le preferenze ci sono in comune, ci sono in regione, ci sono in Europa, non si capisce perché non possono esserci anche in Parlamento francamente. Beh, ma mi pare che non ci sia nel programma, nel contratto la riforma della legge elettorale, no? No, nel contratto, scusa, nel contratto sono 59 pagine, io se vuole gliele mando, così poi lei fa una trasmissione su questo, assolutamente vuote, ho sentito prima dire qualcosa sulla sanità, l'intervento sulla sanità di Conte, che si è autoproclamato avvocato italiano, ha perso ieri la sua prima causa in Europa al Consiglio europeo perché ha fatto una figuraccia, 3 cose gli abbiamo chiesto, non ha portato a casa niente delle 3 cose che sono state chieste, ma detto questo non è stato eletto, è in continuità con i Presidenti del Consiglio non eletti, quindi è un Presidente del Consiglio un vaso di coccio fra 2 vasi di ferro, che sono Matteo, Salvini e Di Maio, non sono 2 vasi di ferro. Ma stavo dicendo, le faccio un esempio sulla sanità. La sanità, il programma del governo è che i direttori generali non devono essere nominati dalla politica. Adesso si parlava di populismo, ecco questo è populismo perché non si parla di quello che si deve fare per la sanità. Io che sono intervenuto durante il dibattito sulla fiducia, uno dei 5 di Forza Italia, 6 che ha potuto intervenire al dibattito sulla fiducia perché i tempi sono contingentati, gli ho detto se conosce la sanità dell'Emilia Romagna e del Veneto, della Lombardia e della Liguria, quindi toccando tutte le amministrazioni, perché abbiamo dei dubbi che la sanità veneta è d'eccellenza. Se gli dicevo proprio Saltorsola Malpighi, che è un ospedale di Bologna, mi parlava del direttore generale o mi parlava dei medici e degli infermieri che lavorano lì? Se gli dicevo l'azienda ospedaliera di Padova o di Verona, non voglio fare un discorso di parte, quindi non voglio parlare solo del governo di centrodestra. È un programma, mi creda, assolutamente generico e difatti si sta parlando, se voi notate, solo di immigrazione, perché l'unico ministro che si è messo a fare qualcosa, poi loro possono essere, poi uno può essere d'accordo o non d'accordo, ma l'unico che fa è Salvini. Gli altri sono assolutamente inesistenti, Toninelli non ci ha ancora spiegato se la Pedemontana, se la TAV, certo, il terzo valico, si fanno o non si fanno? Pare cosa da poco, ieri ha fatto il decreto dignità, ha annunciato Di Maio, e ha detto che le multinazionali che hanno preso dei fondi devono restituire i fondi per 10 anni, le aziende, invece di dire alle multinazionali e alle aziende investi nel nostro territorio, che così creiamo posti di lavoro, li ha minacciati e gli ha detto andatevene via, non tornate più perché avete ricevuto da dei fondi statali e pensate anche di delocalizzare. Il Movimento 5 Stelle è uno stato di confusione totale, non era pronto per andare al governo del paese e difatti, ripeto quello che ho detto prima, tatticamente ha offerto il governo sia al PD e dopo alla Lega, allora bastava sedersi lì. Purtroppo paghiamo un prezzo, io temo che il Paese pagherà un prezzo e non sono convinto che Matteo Salvini terrà duro, si impegnerà giustamente come deve fare alla morte per questo governo, ma non credo è lui il vero Presidente del Consiglio? Beh, ad oggi, con tutto rispetto, c'è solo Matteo Salvini, non è un discorso di parte, se lo chiedo a 2 persone per bene del PD, lascio stare un attimo il sindaco che giustamente, però Matteo, io ho visto anche ieri, guardi, giovedì c'è stato il question time, la sfortuna di Di Maio ha voluto che le interrogazioni fossero fatte ai 2 ministeri, ai ministeri di Salvini e di Di Maio. Il confronto era imbarazzante per Di Maio, per fortuna intanto Salvini per solidarietà l'ha applaudito, allora è partita magari anche la Lega a applaudirlo un pochino. Salvini sa di cosa parla delle cose sue, perché l'immigrazione è un tema che è forte della Lega. Certo. Di Maio non ha ancora capito cosa sta facendo, quindi oggi è Di Maio e difatti la Lega no, la Lega è salita circa al 28%, ancora il secondo partito, facciamo 28-29%, non credo che sarà facile neanche per la Lega onestamente tenere questi livelli di consenso, perché l'immigrazione poi adesso c'è l'estate, arrivavano più navi, poi si sgonfia, poi bisogna fare l'autonomia, la ministra veneta, certo. C'è una ministra veneta a cui io auguro buon lavoro. Adesso vedremo anche sull'autonomia che cosa succederà. Invece torniamo al futuro del PD e sentiamo Andrea Orlando cosa dice sulle possibilità, diciamo, della sinistra.
Che Calenda e Prodi dicano delle cose tra loro diverse, onestamente. Calenda propone una cosa che in qualche modo c'è già stata in Italia, si chiama scelta civica e non è andata benissimo. Prodi propone invece un contenitore per tutto il centro-sinistra. Entrambe le cose però non possono che passare per un congresso, perché nessuno unilateralmente può decidere che un partito si scioglie. Io personalmente credo che comunque si debba partire dai contenuti e non dal contenitore. Noi non abbiamo perso voti perché il PD si chiama PD, noi abbiamo perso voti perché il PD secondo me non ha interpretato alcune domande sociali. Io penso che ognuno debba fare i conti con la propria coscienza. Io sinceramente ritengo di essere tra coloro che hanno sottovalutato un sentimento di solitudine che cresceva nel paese che non abbiamo saputo identificare. Allora, Fracasso, Prodi rilancia un contenitore unico per la sinistra, per il centro-sinistra. Voi in questi anni avete, tra virgolette, perso pezzi, no? Vi siete frammentati. Un ricompattamento, secondo lei, è possibile? Beh, tanto i pezzi che abbiamo perso non hanno avuto molta fortuna il 4 marzo, voglio dire che l'EU, Bersani, sì, D'Alema, certo, Bersani... pur raccogliendo altri frammenti che stavano in circolazione, insomma a sinistra del PD non c'è nulla, sostanzialmente non c'è nulla. Io non farei un'operazione dove si rimettono insieme le sigle. Bisogna rimettere insieme delle politiche, cioè, che è una cosa un po' più complessa e anche più impegnativa. Ricordo anche nei nostri dibattiti che facciamo, dice, ma perché il brand del PD non funziona? Io ricordo che Salvini, quando prese in mano il brand della Lega, era un brand che valeva il 4%, quindi è decisivo riformulare una proposta politica all'altezza dei tempi e all'altezza di questa società. Questo è il tema vero che dobbiamo fare e non ci sono scorciatoie. Io penso che le scorciatoie del tipo il fronte repubblicano, bisogna trovare subito il leader, non ci sono scorciatoie, è una crisi profonda del pensiero e della visione della sinistra italiana ed europea, e a una crisi profonda non si risponde pensando di tagliare stretta la curva e quindi in 4 e 4-8. Dobbiamo metterci lì ed ascoltare meglio quel che succede nel paese, essere anche un po' meno presuntuosi, perché un po' lo siamo stati, e da lì ricostruire. Abbiamo molte energie, tutto sommato è un partito che esiste in tutta Italia, in tutti i territori, e questo è un valore, voglio dire, perché buttarlo così senza avere un approdo, no? Ripartiamo da quel che c'è, ripeto c'è, non siamo a zero, insomma, raccogliamo ancora dovete trovare un nuovo leader, dobbiamo trovare un nuovo leader, ma non si trova un nuovo leader anche, no? Allora, non si trova un nuovo leader per dire le stesse cose che dicevamo 5 anni fa, ecco, si trova un nuovo leader se rinnoviamo anche il modo in cui parliamo, il modo in cui ci rivolgiamo agli italiani e le risposte che mettiamo in campo ai problemi che hanno. Scusi, io non la capisco, sì. Perché sono tante buone intenzioni, ma concretamente qual è il momento di cambio di questo partito che si è evaporato improvvisamente? Ricordiamo che Renzi ha fatto una campagna mega galattica. Un partito che prende il 18% di evaporato mi pare eccessivo, no? Se avessimo preso l'8 vediamo magari. le elezioni queste recenti che ha avuto un crollo ulteriore, quindi noi sappiamo che normalmente un partito quando comincia a scendere poi sa cosa diceva Mark Twain, no? Mark Twain un giorno apre il giornale e trova il suo necrologio, dice la notizia della mia morte mi pare un po' esagerata, disse. Ecco, allora ripeto, un partito che raccoglie il 18%, insomma, darlo per spacciato mi pare esagerato. Partiamo da lì. Abbiamo perso molti voti, sì, ma ci siamo in tanti luoghi ancora del paese, voglio dire, cioè, le elezioni a volte si vincono, a volte si perdono. Nel 2014
avevamo i media a osannarci perché... Io non vorrei restare su una discussione così vaga. No, ma per esempio sull'immigrazione, che il PD cosa propone al di là dei centri di accoglienza che gestisce e al di là di quelli onlus eccetera, qualcosa che alla gente comincia a dire ma questi hanno delle idee, mi va bene, ci provo. Gli sbarchi, gli affido il mio voto per stavolta, il prossimo non lo so. Le rispondo così, ma gli sbarchi li ha fermati Salvini o Minniti? Perché io dai numeri vedo che da quando Minniti ha preso in mano il Ministero sono drasticamente diminuiti. Allora chi li ha fermati? Io ricordo le parole di Napolitano che diceva che Gheddafi era cattivo e che andava punito. Napolitano ha una certa età, io ho rispetto per il Presidente della Repubblica. Sì, ma quello che ha fatto più danni nell'ultimo decennio. Sull'immigrazione io faccio questa domanda e la faccio io adesso. Chi li ha fermati? Non sono stati fermati, sono diminuiti certamente. Sono diminuiti e non sono, in maniera drastica nel momento in cui il ministro Minniti ha fatto delle politiche che vedo che Salvini attenzione, porta avanti, il problema degli immigrati non è soltanto il passare il mare, noi abbiamo una quantità enorme di immigrati in Italia che non sappiamo gestire. Che cosa dice il PD in questo senso? Dice quello che dicevamo, per esempio nel che sistema di accoglienza, il fatto che molti sindaci non abbiano accolto il sistema, come dire, dell'accoglienza diffusa. No, non diamo colpa ai sindaci, faccia una cortesia perché torniamo alla solita pantomima. No, ma non è una pantomima. Scusi, c'è un governo. Sì. Dopo ci sono anche i sindaci, c'è un governo che deve prendere delle decisioni importanti su decine di migliaia di immigranti che sono abbandonati a se stessi, che vengono utilizzati per spennare le casse dello Stato, poi quando non si possono più tenere li si buttano in mezzo a una strada e spacciano e vengono sfruttati e tutto il resto. C'è un progetto in questo senso globale, non mi tiri fuori il sindaco che non vuole i 10 migranti perché non mi interessa, non sono fenomeni che in tutti i paesi ci sono. Io voglio un progetto globale. Perché adesso c'è secondo lei quindi? Non lo so se c'è. No, ecco mi scusi, mi scusi, se io le faccio una domanda e lei dà una risposta diversa, non stiamo, allora mi dica il progetto ipotetico, poi per carità nessuno ha la verità in testa. Che cosa si vuole fare di questi migranti, punto? Perché non farli morire in mezzo al mare. No, lasci stare farlo morire in mezzo al mare perché possiamo dirlo questo, non ho li abbiamo, è un meccanismo che è uno dei fenomeni, mi scusi, è uno dei fenomeni. Sì. Tutto il resto, quando arrivano qua, cosa ne facciamo? Perché crea dei problemi, delle problematiche fondamentali, la gente li vive tutti i giorni e loro li vivono tutti i giorni, lo sfruttamento e l'abbandono di queste persone e il disagio che lo Stato ha nell'affrontare questo problema. Mi dà una soluzione, per carità, anche populista, me la dia. No, il populismo non lo uso, quindi non le darò una soluzione. No, dico, le lascio anche la possibilità di farlo. Guardi, ci sono due strumenti che sono stati messi in campo. Una è l'accoglienza diffusa nei comuni e l'altro sono gli hub, cioè questi. Ma per quanti secoli potremo accogliere questa gente? Per quanti secoli? Ma non mi dica l'accoglienza diffusa perché non esiste. Non esiste, allora no, non esiste. Guardi, se esistono non esiste dei casi di accoglienza allora non diffusa. Esiste accoglienza. Lei va dal sud, mi scusi, va dal sud e le baraccopoli ci sono come peggio che in Sud America, abbia pazienza. Parlo di casa mia, va bene, dei miei comuni, dove abito io. No, io parlo d'Italia. Parlo di governo d'Italia, non del governo veneto. Ci sono due strumenti. I veneti sono bravi, sono accoglienti, tutto quello che vuole. Noi stiamo facendo un'inchiesta sull'accoglienza di veneti e questo sarà da ridere. Comunque, io voglio l'Italia. Siccome parliamo di un partito italiano, di un partito nazionale, PD, quindi il PD come gestirà l'immigrazione a sud, a nord, ad est e a ovest? Questo non, perché se parliamo delle onlus e dei soliti barconi, anche quello va detto, è tutto organizzato. E allora ci vuole un partito che dica basta, perché non ci prendete più in giro.
Sì. E cominciando dalle onlus, che ci fanno miliardi sopra. Guardi. Ecco. Allora cominciate ad andare a fare inchieste, siccome avete i servizi, andate in inchiesta e poi aprite, tirate sul coperchio della pentola, come tenta di fare qualcuno, e vediamo cosa c'è dentro, perché veramente è una cosa che fa schifo. Quelli che arrivano con le navi della nostra marina, che non sono delle onlus? Cosa vuol dire? Vuol dire, ci arrivano quelli, no? Ma c'è un problema globale che non va soltanto discusso in Europa, va discusso a livello globale questa migrazione. Certo, ma adesso è lei che mi dà la rispostona globale. Ma è quello che io sto voglio parlando da lei. dell'Italia. Guardi, io vengo da un viaggio di 8 giorni in Uganda. Sono andato a vedere. Sì. L'Uganda, guardi, è un paese fantastico. È un paese fantastico dove... Posso dirle che io sono cittadino ugandese? Ecco, allora... quindi allora saprà bene... Ugandese. Sì. No, allora lei saprà che metà della popolazione ugandese, metà ha meno di 15 anni. Sì. Ok? Ed è un paese pacifico, perlomeno la parte, diciamo, il sud. Niger è nella stessa situazione, cioè lì c'è una potenza demografica, lei ha detto no, è una questione globale, c'è una potenza demografica in Africa che pensare che noi perché chiudiamo un porto risolviamo questa questione enorme mi pare abbastanza, insomma, voglio dire, no. Non ritiene che si può creare un'economia dove la gente che nasce ci resti là? Ah, certo che sì. Ecco, allora mi dia questa risposta, io l'accetto e la porto. Ah, ma certo che sì. E poi se vuole la accompagno anche in Uganda a vedere dei per dire l'Uganda molto, non c'è belli. l'Italia che fa cooperazione, ci sono cooperanti italiani, anche veneti con cui sono andato io. Non c'è nemmeno l'Europa, ma c'è la Cina. No, c'è soprattutto la Cina. C'è soprattutto la Cina. Quindi, certo. Dire, se la mettiamo sul piano della cooperazione, non è che possiamo lodarci come paese. Allora, la Cina sta facendo università in Africa. Vogliamo imparare? Mi dica il PD se dice facciamo un'università anche noi. Potrebbe essere un'idea. Potrebbe essere una mica male. Ha visto il livello di scolarità che c'è in Uganda? Lei ha visto il livello di scolarità che c'è in Uganda? È fantastico. Sì, ma mi lasci dire una cosa. Prego. Se c'è stato un governo che ha ripreso con i fondi sulla cooperazione, lo può dire bene l'onorevole No, lasci stare i fondi della cooperazione perché si entrano, no, ma la cooperazione si fa se ci sono i soldi, se no non si fa nulla. È stato questo. Sì, ma i soldi della cooperazione, guardi, visto che lei è stato in Uganda, vada in cerca e vede dove sono andate a finire. Comunque è evidente che sull'immigrazione andava fatto un cambio di rotta, certo. Perché è così, perché chi viene nel nostro paese e arriva in questo modo ha tre possibilità. No, se ha un lavoro e arriva perché ha richiesto lavoro, braccia aperte, io immagino che si possa dire, no? Chi viene a migliorare le condizioni proprie della propria famiglia e dei propri figli, c'è un lavoro, si inserisce nel mondo del lavoro e partecipa allo sviluppo dell'economia italiana, anche in Veneto ce ne sono tantissimi, no? In questo senso. Però chi arriva con questi barconi e non vengono fermati e non hanno un lavoro, o cadono vittima del lavoro nero, mi pare quello anche che richiamasse, ed è sbagliato per chi glielo dà, sono cittadini che rimangono senza diritti, bambini senza diritti non va bene. O delinquono perché devono far mangiare, o arrivano per delinquere, o delinquono perché non sanno cosa fare. Escono dal sistema dell'accoglienza. Il rapporto delle carceri ci dice, è vero che la maggioranza degli ospiti delle carceri italiane sono italiani, un rapporto 60-40, ma il rapporto della popolazione però non è quello, cioè gli immigrati sono l'8-10%, gli italiani sono 90-92%, quindi questo dimostra che molti arrivano non avendo da lavorare, delinquono. La terza possibilità è quella delle cooperative, cioè arricchiscono le cooperative, entrano in un circuito di assistenzialismo cronico a 35 euro al giorno che ci costa circa 5 miliardi di lire, 5 miliardi di lire. Di euro. Scusa, ha ragione, grazie, di euro, ed è chiaro che il nostro paese questo non può più sostenere questo sistema, ed è evidente. Poi possiamo discutere se mi piace l'idea di avere le navi della Marina Militare che fermano, ci sono su 11 mamme incinte e 8 bambini. Prelevo le mamme incinta, prelevo i figli, i bambini, i minorenni, certo, i bambini di 8-10 anni, però pensare di continuare a dire no, venite, ci sono solo i porti italiani. Malta non mette a disposizione i porti ed è più vicina di noi alle coste libiche. Malta, la Spagna, sì, ma la Spagna, Zapatero sparava.
Ce lo ricordiamo che facciamo vedere le immagini. Vediamo se la regia ci propone. Allora è evidente che questo dell'immigrazione è un tema che se noi ci nascondiamo, se ci si nasconda dietro falso buonismo, a tutti piacerebbe poter aiutare tutti, naturalmente no. Però devo anche dire che noi abbiamo chiesto 3 cose a Conte: la revisione del Trattato di Dublino. Bisogna cambiarlo il Trattato di Dublino perché così com'è non funziona. Abbiamo chiesto, per stare su quello che diceva il professore, l'aumento del Trust Fund per l'Africa, e soldi lì non ne arrivano perché arriva qualche centinaio di milioni, tutta l'Europa serve qualche miliardo, perché la Cina fa, altri paesi fanno questi, la Cina ma mi pare anche l'India, se devo dire la verità, e la terza possibilità, gli hotspot. Su questo mi pareva che fosse d'accordo, devo dire, almeno in questo ho notato che diceva gli hotspot nei paesi di transito, cioè bisogna bloccarli là, per non può mica essere solo l'Italia che si fa carico di tutto, neanche se ci dicessero che paga tutto l'Europa, non è possibile. Eccole qua le immagini della Spagna, vediamole se le propongono, forse erano all'inizio quelle. È quando li bloccano mentre scavalcano il confine a Ceuta o a Ceuta. Melilla. Certo, no, all'inizio c'erano le immagini che facevano riferimento all'episodio del 2014 peraltro, no? Eccole qua, sono queste qui le immagini, c'è stata anche un'inchiesta in proposito. Perché... Allora, c'è stato un caso in cui gli africani che uscivano dall'acqua sono stati presi a colpi di fucile per fermarli sul bagnasciuga. Ecco, ma anche qui vediamo la... Ecco, quindi queste sono le persone che dicono, sono gli stati che dicono che noi siamo poco accoglienti. Sì. Ecco, quindi abbiamo le immagini di cosa fa la Spagna, di cosa fa la Francia in Africa. La Francia. Ecco. Vabbè, continua ad avere il... Prego. Certo, questa questione dell'immigrazione mi pare una discussione che dimostra come poi bisogna confrontarsi sulla concretezza dei problemi, no? È qui la vera sfida delle forze politiche. Allora, premesso che non abbiamo appunto da prendere lezioni da chi tratta così persone che arrivano via mare in questo modo drammatico, è evidente che l'Italia non è in grado di raccogliere tutti quelli che escono dall'Africa, questo è incredibile. Quindi è evidente che però l'Europa, è un problema europeo questo, ha di fronte l'Africa con la spinta demografica straordinaria che ci sarà. Un'Africa enorme, un'immensa distesa, con una popolazione che fino al 2050 crescerà in modo incredibile, quindi saranno miliardi di persone. Un'Africa che oggi contribuisce alla crescita mondiale per solo il 3% della ricchezza, quindi è chiaro che ci sono persone che spingono per andare laddove ci sono delle opportunità. Allora che cosa fare? Io vorrei ricordare, perché credo sia anche giusto dare atto a chi ha lavorato in questi anni, che il ministro Minniti, arrivato dopo il ministro Alfano, ha affrontato con grande forza il problema. Io mi ricordo una sua dichiarazione, arrivò a dire nel 2006, un anno fa, arrivò anche lui a porre il tema delle ONG e di un regolamento per farle attraccare ai nostri porti e disse, contestato da una parte della sinistra che sosteneva il governo, disse che era in gioco la coesione sociale del paese, quindi aveva ben presente quanto questo tema può essere deflagrante. Il lavoro che ha fatto in quest'anno è stato un lavoro preziosissimo di andare, ricordiamolo che di là in Libia non è che c'è un'autorità con cui fare i conti ed è tutto è semplice perché ci parli con uno, no, e lì purtroppo abbiamo un sistema tribale, abbiamo fazioni in lotta e quindi lui è andato più volte addirittura a parlare con i sindaci libici per costruire i presupposti per fermare queste migrazioni incontrollate che sono poi oggetto di traffici, veri e propri traffici illeciti umani. In un anno i risultati si sono visti perché obiettivamente a maggio erano già scese rispetto all'anno precedente il 77%. Il tema vero è che se su questo si sono fatti dei notevoli passi in avanti, tant'è che oggi il governo di oggi raccoglie e porta avanti quelle politiche, ovviamente battendo i pugni in Europa perché deve essere un problema europeo, la parte sulla cooperazione, i fondi per l'Africa, perché se creiamo i presupposti in Africa di un minimo di sviluppo è evidente che andiamo alla radice del problema. Però il tema vero qui da noi, quello che è mancato, quindi in questo sono d'accordo con lei, è che non si è radicato, non si è predisposto un piano efficace di integrazione. Questo manca, è mancato, manca ancora, si è cominciato a lavorarci perché la rete degli SPRAR, che è il sistema, quello dell'accoglienza e integrazione, è insufficiente, non si è
per tempo, anche negli anni passati, costruito. In Germania gli SPRAR sono stati costruiti decenni fa, non solo oggi, quindi le persone paradossalmente oggi che ricevono la protezione, quindi vengono riconosciuti quella minima percentuale, certo, che, è una che percentuale oggi minima. comincia a essere riconosciuta, siamo sul 5% circa oggi, che ha diritto alla protezione e che potrebbe essere un'opportunità per un paese in declino demografico come noi, se ci investiamo, perché sono risorse umane giovani. Non c'è un sistema che, come dire, escono dal sistema dell'accoglienza, di prima accoglienza, ma non c'è un adeguato sistema per accoglierli, accompagnarli, integrarli, perché imparare la lingua, essere formati e cercare un lavoro per integrarsi. Questo è un progetto che assolutamente deve essere messo in campo e che oggi ancora non c'è. Lazzarini, quello che mi domando, allora stiamo parlando di problemi emergenziali, ma la scuola, questo governo non ne parla, ma il PD ha un progetto, visto che l'opposizione dice qui abbiamo dei figli che crescono e crescono male perché la scuola non è adeguata ai tempi e soprattutto è una scuola che non insegna ad imparare, c'è il nozionismo ma non si insegna ad inserirsi nella società, perché un giovane deve andare all'estero a sua volta per trovare qualcos'altro. È lo stesso meccanismo ad alti livelli, chiaramente, del migrante che viene in Italia per stare meglio. Lui se ne va dall'Italia. Ecco, se il PD prende come riferimento quelle che sono le vere esigenze degli italiani, al di là delle emergenze, allora avrete sicuramente un grande credito. Ma non come fa Renzi, bisogna mettere là le cose concrete, perché una cosa che ha Salvini a livello di comunicazione, parla poco, ma è lapidario. E questo è fondamentale, la gente capisce 2, 3, 4 cose e poi adesso andiamo a verificare se riuscirà a farle. Ma io comincerei dalla scuola, io comincerei dalla giustizia che non funziona. Prego. Mangiavo a Montecitorio, avevo due colleghi importanti, anche membri di governi precedenti, che dicevano stiamo andando oggi pomeriggio all'Istituto Bruno Leoni, che ci ha fatto tutto uno studio sul Sud, perché adesso lo prendiamo, poi lo portiamo e presentiamo. Io gli ho detto, guarda, io vi stimo molto, fate bene, andate, dobbiamo studiare. Poi arriva Di Maio, ti dice reddito di cittadinanza, tutto lo studio che ti ha fatto l'Istituto Bruno Leoni con tutti i calcoli, i grafici, buttato via. La gente non ascolta più niente. Poche cose lapidarie e devi parare quei 3-4 messaggi. Purtroppo la politica in questo momento è questa, io dico purtroppo, perché sulla scuola lei prima giustamente, con rispetto lo dico, ha fatto una domanda e la risposta è stata perché gli altri lo fanno, e lei giustamente dice no, mi dica cosa. Sulla scuola, sul programma di governo c'è scritto noi cambieremo la buona scuola fatta dagli altri, che io ho contestato, per carità, sono contento che venga cambiato, ma non ha detto Conte e Di Maio, non hanno detto come vogliono cambiarla, hanno detto solo cambiamo la buona scuola, che ripeto io ho contestato, contro la buona scuola ho votato contro, la reputo profondamente sbagliata come riforma, ma tu se sei al governo adesso non hai più il dovere, non puoi solo urlare, strepitare, devi anche hai il dovere di dirmi cosa vuoi fare. A me pare che questo governo abbia le idee poco chiare su cosa deve fare. Sentiamo Lazzarini. Sì, scusate, volevo appunto tornare magari sull'argomento, la mia prima nello scambio di battute tra il professore e il consigliere Fracasso è venuta fuori l'esperienza dei sindaci e qui porto la mia. Io sono tuttora un sindaco che l'accoglienza diffusa l'ha subita, nel senso non è stata una scelta avere nel mio paese di 2700 anime, fra l'altro nella frazione di 800 e via via nel giro di un paio di mesi, parliamo ancora del aprile 2015. Quindi fra l'altro prima ancora che venisse individuata la base di Bagnoli che è lì vicino. Quindi dopo, prima che si creasse, esatto, come si dice, il distretto. Il mio comune ha avuto solo la sfortuna di avere degli appartamenti, dei privati con appartamenti sfitti che hanno deciso di metterli a disposizione di chi li ha chiesti e lì sono stati inseriti questi ragazzi.
che alla fine erano ragazzi all'epoca, sono ragazzi tuttora, perché sono tuttora lì, e da 3 anni a questa parte è stata la comunità che li ha accolti, che li ha benevolmente appunto fatti inserire, che non gli ha creato problemi, non il contrario, per fortuna. Tutte le attività che teoricamente le cooperative sarebbero tenute a far fare questi ragazzi, questi appartamenti sono stati presi da delle cooperative che hanno scusate, non ho dato il dettaglio, ma chiaramente cooperative che avevano vinto i bandi con la prefettura hanno preso questi appartamenti. Diciamo che sono arrivati i primi all'epoca a Padova, alla Prandina, e Terrassa e altri 2 o 3 comuni della provincia di Padova sono stati i primi individuati. Dopo è partita, e lì era appunto la primavera del 2015, quando tra l'inverno del 2014 e sono ancora lì. E sono ancora lì, fra l'altro adesso sono arrivati, erano tutti maggiorenni, quantomeno dalle dichiarazioni. Quindi, e quindi sono sempre all'interno del... lavorano, non hanno attività. Ma questi hanno fatto l'identificazione e il riconoscimento dello status. Sono le tempistiche che sono preoccupanti. Allora volevo solo arrivare alla conclusione, perché non per fare vostro problema, che ripeto, fortunatamente non ha influito negativamente sulla mia comunità più di tanto. Abbiamo queste presenze, sono tollerate, e chiaramente loro sono integrati a non creare problemi, come invece so che in altri paesi, oppure quando la massa è più elevata crea inevitabilmente. Però questo è il fatto, che il tempo perché gli venga riconosciuto lo status oppure no, 3 anni sono già passati ad aprile di quest'anno, ne passeranno non so quanti altri probabilmente, e questi finché non gli viene riconosciuto, se sono tenuti ad essere riconosciuti rifugiati politici, fra virgolette, permettetemi il termine, ma rubano il posto a chi invece probabilmente deve ancora partire, o chi dobbiamo andare ancora a prelevare. Però il problema è veramente in difficoltà. Il problema comunque è dello Stato italiano, che evidentemente è lento nel è chiaro, ma allora prima sempre nello scambio di battute si è distolto un attimo la concentrazione dalla Libia e dalle coste libiche, siamo andati un po' più verso il Centrafrica, si parlava di Uganda, e ragionamenti che chiaramente non dovremmo fare noi qui, ma dovrebbero fare per esempio a Bruxelles o in altri Consiglio europeo, siti, certo. Esatto, per parlare, per chiaramente chi è già partito e chi è già in Italia è qui e deve essere gestito. Chi deve ancora partire probabilmente partirà a breve, mi auguro di no per giusti motivi, ma probabilmente partirà a breve o avrà ma comunque dai numeri che ha presentato prima Simonetta Rubinato, chiaramente con questa crescita demografica dall'Africa inevitabilmente infatti, l'Africa è immensa, è un paese un continente con risorse, penso in realtà ha delle difficoltà climatiche, ma ha delle risorse di questo abbiamo parlato nella prima parte della trasmissione, abbiamo anche messo in evidenza quelle che sono le responsabilità europee e dei paesi che hanno avuto le colonie, che ancora oggi hanno c'è il rischio che continuino a restare gli sfruttatori, e gli restano gli sfruttatori per sfruttare il sottosuolo. Certo, ma sono i paesi poi che non crescono, e quindi di conseguenza poi la gente segue, come dire, la traccia delle materie prime preziose che abbiamo preso noi, abbiamo portate qua, e loro seguono. E la prima materia prima preziosa, sempre prendete, è l'essere umano. Se anche questo viene prelevato, praticamente, perché questa è quello che si verifica, prelevati per realtà non con la forza e portati di peso qui, ma alla fine è questo che gli si consente di fare. Certo. Prendiamo spunto da questo SMS per chiudere questa nostra serata. A proposito di vitalizi, Berlusconi ha rinunciato al suo vitalizio, così forse sarebbe stato un bel gesto. Oggettivamente adesso, se il messaggio, dopo parliamo di vitalizi, il messaggio è spiritoso e scherzoso, perché sapendo cos'è Berlusconi, credo che Berlusconi non prendesse neanche l'emolumento dal Senato, come lo fanno altri di Forza Italia, se devo dire la verità, o dalla Camera. Ecco.
Invece sui vitalizi, allora, chiudiamo questa nostra serata sui vitalizi. Io le parlo di una questione oggi personale, ma che credo Forza Italia possa pensare di maturare. Io sono contro i vitalizi, quindi credo che vada tutto regolamentato in modo assolutamente diverso. Certo, laddove ci sono dei diritti raggiunti e ci sono situazioni particolari possiamo lavorare, però io francamente non trovo nulla di scandaloso, anzi trovo giusto che la politica dia l'esempio. Quindi, tra altre cose, chi fa adesso, non so, il parlamentare ha fatto poco, non ci sono le pensioni, non è vero che prendi la pensione, no? Fai questo, c'è il sistema, io vorrei che fosse un sistema contributivo sempre, cioè io ho la cassa dell'ENPAM, del medico, e vorrei che mi versassero i contributi alla cassa dell'ENPAM per ricevere la pensione. Non credo che la politica debba essere fuori da quelle che sono le regole che rispettano tutti. Quindi io ho una posizione personale, ma ripeto, ho motivo di pensare che il nostro gruppo la maturerà anche in questo senso, siccome molte sensibilità sono in questo senso. Io non trovo niente di scandaloso sull'abolizione dei vitalizi, dico la verità. Simonetta Anche Rubinato. Qui, per onor di verità bisogna dire le cose già fatte e quelle che stanno facendo ora, perché se no sembra che hanno fatto tutto gli ultimi arrivati. Ne sarei felice, ma qualcosa è stato fatto anche prima. Nel 2007 è stata fatta una prima riforma del Parlamento, io allora ero al Senato, che ha eliminato la possibilità per chi faceva meno di una legislatura di integrare i contributi per poi guadagnarsi il vitalizio. Ed è stato stabilito con quella riforma che prima dei 65 anni non si poteva prendere il vitalizio. Nel 2012, o meglio nel 2011, fine 2011, in corrispondenza con la riforma Fornero, a partire dal 1 gennaio 2012 il Parlamento ha autoriformato i vitalizi, rendendoli a tutti gli effetti contributivi per il futuro, quindi per i parlamentari ancora in carica. E quindi i vitalizi non esistono più per i parlamentari usciti da questa legislatura, perché già si era provveduto e sono passati al contributivo, punto. Il tema rimane per i vitalizi precedenti, cioè quelli che erano diritti acquisiti. Quindi oggi si stanno occupando con la delibera che insomma, si è discussa alla Camera, si stanno occupando di questo, cioè dei parlamentari delle precedenti legislature, che anche quelli che magari hanno cessato da molto tempo di essere parlamentari e magari sono o diventati anziani. Io ho presente anche qualche caso con un figlio disabile o d'altro, perché poi se stai in Parlamento, soprattutto in quei tempi si stava in Parlamento 15-20 anni, non lo so, insomma erano tempi molto lunghi, era un'altra Italia e magari non avevi un'altra professione, è chiaro che poi quando uscivi avevi bisogno di un sostentamento. Allora, vanno colpite le situazioni che sono effettivamente insostenibili e inique, cioè dove si è versato molto meno e si sta prendendo un assegno assolutamente incongruo, con attenzione alle situazioni che potrebbero, perché come dire era un'altra Italia, che potrebbero oggi rimettere delle persone in difficoltà. Però, e questo lo dico, quindi bene, ogni passo in avanti in favore dell'equità va benissimo, purché nel rispetto di regole fondamentali, cioè che questo non diventi un presupposto per andare a toccare le pensioni degli italiani calcolate anche con retributivo, certo. E però aggiungo, l'ultima battuta è questa, non è con questi provvedimenti che si fa ripartire la crescita in Italia, quindi vorrei anche che accanto a questo, che è un segnale di equità, si parlasse però, perché con 40 milioni, se saranno tali, non si risolvono i problemi degli italiani, si parlasse di che cosa si vuol fare per sostenere la crescita di questo Paese. Certo, certo. Fracasso. Sì. Allora, sui vitalizi come... onestamente non conosco la regolamentazione del Parlamento, quindi non mi permetto. Posso dire che il Consiglio regionale nel Veneto sono stati aboliti ancora nella precedente legislatura. Quindi diciamo che i privilegi sono già stati... Sì, no, e rimangono i vitalizi dei vecchi, nel senso... ecco buono, consiglieri che lo hanno fatto negli anni 80-90, ma da 2 legislature non esistono più nel Consiglio regionale, c'è un sistema contributivo, ognuno versa i propri contributi e è un tema, ecco, se posso dire, del passato, non ha più attualità per chi sta in carica sia in Parlamento, da come capisco, sia nei consigli regionali. La pensione non è vero. Sentiamo il sindaco invece cosa dice. Invece forse bisognerebbe premiare un po' di più i primi cittadini.
Beh, se scendiamo sui dettagli di quanto percepisce un sindaco, fra l'altro anche di determinate realtà demografiche, che se sapete appunto è collegato alla demografica del paese. Sì, qua sono un po' di parte, magari comparando magari quali sono gli monumenti che percepisce anche giustamente, dico, sia un onorevole che un consigliere regionale, effettivamente quello che viene riconosciuto fra l'altro il sindaco è anche più gratificato, diciamo, fra l'altro il sindaco dopo ha alle spalle anche una giunta dei consiglieri comunali che invece quasi sistematicamente si dedicano a vero e proprio volontariato. Ma sui privilegi, allora su quello di cui si sta discutendo invece, quindi si parla appunto del pensione d'oro e quant'altro. Sia con Marin che con Fracasso, con Marin quando dice che è un tema di attualità e che la politica dovrebbe dare un buon esempio, chiaramente non oltre misura, non danneggiando eventualmente e fra l'altro non facendo atti illegittimi, perché fra l'altro se le due Camere da quello che sembra al momento si comportano dovranno presentare una delibera uguale. Infatti, perché no, solo lì c'è l'incostituzionalità. Mentre per il Consiglio regionale, fra l'altro voglio sottolineare il Veneto ha fatto questo, non so se gli altri consigli regionali non lo so, l'Emilia lo ha fatto, questo sono sicuro, perché avevamo anche confrontato le due in questo senso io non sono populista, se così si vuole riassumere appunto l'aggettivo che prima veniva richiamato, perché ritengo che chi si mette a disposizione per gestire la cosa pubblica, che sia dal consiglio di quartiere fino alla carica più alta a livello amministrativo romano, quantomeno deve aver remunerato il tempo che impiega, perché qua non è chiaramente la condizione di adesso, perché quasi tutti un'attività extra o meglio principale ce l'hanno, certo. Però c'era questa richiesta sicuramente, Ermanno, che arrivava si è parlato dei tagli della politica, l'equità sociale appunto, quindi far sì che... Scusate, quando sento queste parole che sono bellissime, no? Poi concretamente cosa vuol dire? Cioè, bisogna che dicano esattamente quello che vogliono fare. Allora io suggerisco 4 punti, mi sono scritto qui, no? Scuola, corsi di aggiornamento come si facevano una volta. Io ho insegnato a Terrassa Padovana 1971-72, era una vecchia scuola media. Magari l'ho avuto anche come... No, perché 70 lui è troppo giovane, sarà figlio del mio allievo. Sì. Avevamo le stufe con la legna, avevamo le pareti, avevamo le pareti fatte di canne con la malta sopra. Quindi si appoggiava alla parete, si muoveva e si sentiva dall'altra parte. Sui muri esterni c'erano ancora le scritte del regime, quindi adesso non mi ricordo, c'era la testa di Mussolini cancellata, ma si vedeva, e poi c'erano ancora delle scritte, no? Questa era Terrassa Padovana dell'inizio anni 70. La scuola. Allora ci si batteva per fare i corsi di aggiornamento degli insegnanti. Oggi gli insegnanti sono precari ancora, non hanno certezza di quello che fanno, ma come posso essere innamorato del mio lavoro se non sono gratificato per quello che faccio? Sono degli eroi gli insegnanti italiani, è una cosa assurda. Allora, PD. Questa è una questione sociale di sinistra, se la destra non vi scavalca prima. No. Seconda cosa, giustizia. Abbiamo dei processi che durano una vita e delle cause che sono inesistenti. Bisogna dire ai giudici, certe cause si prendono, si chiudono seduta stante, vi mettete d'accordo, se no decido, no mesi, anni per andare avanti, eccetera. L'Italia, Roma
ha più avvocati di tutta la Francia messi assieme, non so se mi spiego, allora vuol dire che c'è un business sotto. Come precariato ormai, ci sono i migranti aiutano l'impiego degli avvocati in questo momento, insomma aiutano un pochettino, sì, insomma tutte le cause di ricorsi eccetera, tutto aiuta nella vita, certo, quindi la giustizia che corra, perché sennò le aziende, io ho un contenzioso con gente che vive al solito, aspetterà anni, no, subito, immediatamente, chiarezza, efficienza, non che la giustizia non abbiamo dei buoni giudici, efficienza nella struttura della giustizia. Tirate fuori queste cose qua, le sparate, ma no alla Renzi, concretamente, e vedrete che vi corrono tutti dietro, non è populismo questo, è concretismo, no? Allora, burocrazia, ci date un bel taglio, abbiamo 55.000 leggi, la Francia ne ha 5.000 e l'Inghilterra 3.000, come fanno a vivere in Francia e in Inghilterra solo con 3.000 leggi? Noi 55.000 abbiamo sempre una legge che è contraria di quella che veniva prima e quella che verrà dopo, anzi se vogliamo ancora ne facciamo anche delle altre, perché non bastano queste. Bisogna fare la legge della legge della legge che c'è già. Basta soltanto prendere la vecchia legge, metterla in pratica come fanno gli inglesi. Come fanno gli inglesi? È un paese scellerato l'Inghilterra, ma funziona, porca miseria. Hanno un impero, c'è ancora l'impero, lo chiamano Commonwealth, ma gli è cambiato il nome, quasi la stessa roba. No? E credito alle aziende. Il reddito di cittadinanza è bello, tutto quello che volete. Se non c'è lavoro è inutile che lo Stato non crea. Una volta noi stampavamo lire e potevamo fare il cavolo che volevamo. Oggi le soldi non li stampiamo più noi. Allora bisogna dare coraggio alle aziende e finalmente la sinistra deve ficcarsi in testa una cosa, che le aziende esistono e vanno protette. Perché c'è stato uno tsunami contro le aziende fino a pochi anni fa che sono stati bravi a resistere all'interno di questo territorio. Eroi. Io dico sempre che sono degli eroi. Certo. Allora, dignità alle aziende, perché l'imprenditore che è stato sempre visto dalla sinistra come se fosse un mostro o cose di questo genere, ha una marcia in più. Uno che lavora e poi se lo inventa anche, perché l'imprenditore si inventa il lavoro, si inventa il mercato, penetra nel mercato, cerca di capire come fare, fa lo slalom all'interno di un mercato, a sinistra si deve appropriare anche di quello, se no la destra lo fa, finito? No, ma lo fa anche esageratamente e allora succedono dei disastri, creano degli squilibri. Se posso vi do una mano. Grazie. Ottimo. Buonasera. Abbiamo avuto degli spunti sicuramente interessanti, ci fermiamo qua. Grazie a Modesto Lazzarin della Lega di essere stato con noi, grazie a voi. Stefano Fracasso del Partito Democratico, grazie a Marco Marini di Forza Italia, grazie a Simonetta Rubinato di Vento Vivo. Buonasera, buonasera Armando. Prossima volta cosa parliamo? Allora, speriamo di avere delle novità per quanto riguarda sulle Olimpiadi sicuramente. Chiaramente. Il governo ha detto mi sembra entro il 10 luglio. Entro il 10 luglio, certo. No, intanto già lunedì arriva il dossier a Roma, cercheremo di capire insomma se ci sono novità e poi ovviamente seguiremo le vicende politiche. Grazie a tutti quanti voi per essere stati in studio, grazie Ermanno, grazie a Marco e Claudio in regia, grazie ai telespettatori che ci hanno seguito, appuntamento venerdì prossimo, TV7 Match, noi arriviamo sicuramente. Buona serata a tutti.